Crisanti e poi si prepara di riso. Ok. Ciao, buonasera a tutti, mi chiamo Giulio e ho 23 anni. Io sono nato e vissuto in Inghilterra da 2 genitori romani. Si presenta solo come Giulio, 23 anni, dottorando in fisica, cerca di omettere o almeno di non sottolineare il suo cognome che di certo non passa inosservato, Crisanti, il figlio del direttore di microbiologia dell'Università di Padova, Andrea Crisanti, il papà dello studio SUVO, si candida come consigliere comunale per Coalizione Civica, lista che sostiene il sindaco uscente Sergio Giordani. La presentazione della rosa dei 32 candidati è avvenuta durante l'assemblea di Via Valeri. Spicca il nome del giovane Crisanti, nato in Inghilterra, cresciuto a Londra con studi a Cambridge e da 6 mesi a Padova per un dottorato. Vuole portare il punto di vista degli studenti. Cercare di portare le mie idee da studente universitario e aspirante ricercatore, diciamo. Il secondo motivo per il quale mi sono candidato è che ho avuto l'enorme piacere di incontrare Chiara Gallani, che è l'attuale assessore dell'ambiente di Padova, e parlando con Chiara mi sono reso conto che io condividevo con lei un sacco di idee su come gestire una città. Per esempio, in particolare la sua spinta sul verde, l'ambiente e la tutela degli spazi comuni. Tra gli altri nomi in lista con coalizione i 3 assessori Andrea Ragona, Chiara Gallani e Marta Nalin, 3 consiglieri comunali Nicola Rampazzo, Marco Sangati e Stefano Ferro, poi il presidente di Arcigay Mattia Galdiolo e Sebastian Colschen di Leu. Dal 9 all'11 aprile gli iscritti di Coalizione Civica potranno votare le candidature per stabilire l'ordine di lista.